Sono Giada, Luana, Stefano, Roberto, un sorriso, un cappellino, una maglietta per iniziare il loro periodo sul litorale veneziano. 15 in tutto i destinatari e la parte attiva, fondamentale del progetto di turismo sociale ed inclusivo che li accoglie nelle strutture turistiche come hotel e villaggi. Sono i destinatari di tirocini lavorativi rivolti a persone con disabilità. Tutto parte nel 2017 per rendere accessibili le spiagge ai disabili. Nel 2018 il progetto di ULS 4 Regione implementa in ogni spiaggia le attività ludico-ricreative per portatori di handicap. Poi lo scorso anno prende forma la formula che si ripropone quest'anno, nonostante il minor numero di ragazzi cui è rivolta dato l'impiego di minori risorse economiche, considerato il periodo di emergenza sanitaria e le difficoltà di gestione. Sono una quindicina, lavoreranno in varie strutture del nostro litorale, sia da Cavallino a Jesolo, a Caorle, a Bibione. Lavoreranno soprattutto in strutture alberghiere e svolgeranno attività di mansioni tipiche delle attività alberghiere. Progetto che prima dello tsunami Covid doveva essere esteso a strutture di tutto il Veneto. Volevamo allargare questo progetto anche al resto delle località turistiche, quindi penso alla montagna piuttosto che al lago. Purtroppo non è andata così, purtroppo abbiamo dovuto metterlo nel cassetto questo progetto, questo sogno, lo riprenderemo sicuramente l'anno prossimo. Testimonial d'eccezione Vicente Del Bosque, ex allenatore del Real Madrid e della nazionale di calcio spagnola, che ha incoraggiato i ragazzi. Siate bravi, forti e coraggiosi, quando gli altri vedranno il mondo attraverso di voi, lo vedranno più bello e colorato.